questa è la Concio dove inizia il centro abitato e non ci sono praticamente cartelli con limiti di velocità. Qui siamo in pieno centro abitato e continuano a non esserci limiti di velocità, e poi praticamente trovi l'autovelox e dopo c'è il cartello, esatto, 50 km/h. Quindi nell'effettivo fino a prima del velox non hai idea di quale sia il limite. Se l'autovelox non lo avete visto è perché qui è stato rubato. E dove non è stato rubato, qualcuno lo ha fatto esplodere. Questo è il monumento ai caduti, è un bel titolo. Il monumento ai caduti, certo. a Cadoneghe, certo, per le multe, certo. E i caduti qui sono davvero tanti, 24.000 multe in un solo mese e tante che stanno ancora arrivando. È mancata totalmente una segnaletica adeguata per avvertire, diciamo, l'esistenza di questi autovelox, è mancato un piano di comunicazione del comune per avvertire, diciamo, per tempo la cittadinanza. Ho preso tutte multe alle 2 di notte. Perché lei tornava dal lavoro? Tornavo dal lavoro, esatto, e non ero informato. Non può pretendere che qui io sia un pirata della strada. Mi devono dare il premio se alle 2 di notte, che non attraverso la strada neanche i gatti. Io sono andato al 51-52 per questa strada, ok? E nella mia vita io multe per l'eccesso di velocità non ne ho mai prese, e qua ne ho 15. Sui 2.000 euro sono io. Io lavoro in un ristorante e finisco molto tardi la sera. La sera, 2.000 euro quindi gravano... 2.000 euro, ma dai fallimento alla famiglia. E se a Cadoneghe la procura ha avviato un'indagine per capire cosa sia accaduto, a Rovigo hanno segato hanno segato l'autovelox? Sì, segato il velox, sì. Lo chiamano Zorzi, che è giustiziere della notte. Beh, è brutto, ecco, che sorgano questi sentimenti perché sono contraria. È successo anche un altro velox, sempre a Rovigo, che è stato segato. Vuol dire che c'è l'esasperazione della popolazione. Autovelox installato il 12 aprile. E se il 18 aprile c'era il verbale numero 4990, a maggio era già il 23.500. E sono arrivate 10, 20, 35... Quante multe? 8, 6? 12, 13. 35. 60 anni di guidare, mai preso una multa. A colossale pene chi? Ma non con velocità di 70 km all'ora. No. 60, 62, 63. Già da qua iniziamo, quindi proprio il tratto peggiore, proprio dall'ingresso fino al velox, con le varie buche, queste sono atomiche, altra buca, anche qua davanti. Se parlano di sicurezza stradale, che mettessero a posto anche questo tratto stradale, quello che noi diciamo, sì. Ok, si riconosce l'importanza di iniziative di amministrazione comunale finalizzate a garantire la sicurezza, cioè ci sta, sono successi incidenti, benissimo, vuoi tutelare, ci sta. Il problema è nella doppia curva che porta al centro commerciale e nel centro abitato di Giacciano. Qua in mezzo, anche col velox, la gente corre. Cosa vuol dire? Che praticamente corre dove c'è la curva, in cui è successo che è morto un ragazzo, se non ricordo male. Di 5 anni, perfetto, sì. Ok, frena davanti alla postazione e corre nel centro abitato, quindi non serve esattamente a una mazza. Paghiamo, cioè noi veneti siamo un po' polentoni. Esatto, io ho pagato. Lei ha pagato tutte? Pagate tutte, 1.200, ma ha mangiato 6 mesi di pensione, capito? Oltre 2.000 euro. E lei signora prende una pensione? 600 euro al mese. Mi hanno aiutato i miei figli, perché o che paghi o che mangi. Inonderemo giudici di pace di ricorsi, quindi quello che non sta risolvendo il comune si riverserà in un'altra amministrazione, questa volta giudiziaria, che secondo me è molto grave, che la giustizia deve intervenire su queste cose, ma se così deve essere. Ci interessa solamente che il comune, preso atto delle carenze che ci sono state a livello amministrativo, annulli totalmente tutte le sanzioni e faccia, diciamo, pace con se stesso. Adesso è cambiato il governo, si dimostri questo governo che le cose cambiano anche in questo senso, sono piccole cose, ma da questo vedi come agisce un governo, come agisce un'istituzione o cosa. Dovete essere dalla parte del cittadino. Le pare che noi siamo dei fessi e che ci piace prendere una multa dietro l'altra, ma questo è veramente un agguato, una rapina a multa armata, cioè veramente è andare a prendere i soldi dalle tasche delle persone.